Vinnero dall'Oriente 3 uomini, che due personaggi pariano re. Non sapemo se è vero, ma tutte la cominciarono a chiamare così. Sapevano che aveva a nascere un picciriddu speciale, con destino di essere un re du mondo. Non conosceva una strada e per gli gli ero appresso una stidda. Una volta che fuori in Palestina, cominciarono a domandare da qua e da là se per caso si conosceva un picciriddu corrispondente a sto quaso. A di tempi sopra provincia regnava a Erodi, che non appena antisi dire che aveva nasciuto un re, si pigliò di gelosia e fece chiamare sti 3 uomini. Ditemi, che cercate in Tome regno? Posso fare cosa per voi? Venemo a fare visita a un picciriddu, ci rispondero. Un picciriddu? E vi partiste da vostra casa solo per trovare un picciriddu? Ma ditemi, chi è parente vostro? No signore, ma è un picciriddu assai speciale, che è destinato a diventare un re du mondo. Un re du mondo? Ma per davvero? Disse Erodi, e subito si girò per tagliare da finestra, ma insomma ci avessero sgamato un taso faccia invidia. Non è che ce ne fottia cosa, ma ci vinna così naturale. Sta bene, ripigliò. Lo sapete che facemo? Ha trovato sto caroso. Ha trovatelo. E dopo che ci faceste visita, prima di tornare a casa, passate da qua e mi fate sapere dove sta. Ah, così posso ir magari io a farci l'onore. Venuta sta discussione, il re dell'Oriente continuarono a fare strada castiglia, sino che trovarono chi che cercavano. Maria era settata all'ombra di un pedicciotto e stava adattando picciriddu. Mastro Peppino era picca lontano e aveva chiamato un banco un ciavagliare senza fare troppo scroscio.
Sti riffotusi, gridava Erode. Mi pigliaro per fissa. Ah, a Idi ne pozzo un pennere, pure se in ta vita non si sa mai. Ma ora sto picciriddo ci leva gana di fare io principino. E come a noi someni che tutti i carusi sotto e 2 anni fossero ammazzati, senza pietà. Mastro Peppino s'avia addormisciuta l'uritta. Era notte funna e suo figlio si risvegliava spesso perché stava mettendo i denti. Quando paria essere in tuo meglio sonno, fu squetato d'uno scruscio di porta e appresso di una zinga di iero che c'entrasia all'ossa come se fosse inverno. Ha risvegliatosi e era assammarato di sudore con tutto che aveva carne rizzata per fritto. Ci passavano davanti cose tinti e capia il pericolo che stava correndo suo figlio. E una voce, confusa ante schiglie di mace e picceridde l'orde di sangue, ci disse di scappare lontano, o più lontano che potia, e prima partivano e meglio era. Avessero saputo il momento giusto, vanno tornare. Quando 2 giorni vinni, il caruso era già rannetto e di una picca cominciava già a fare i primi discorsi. Un ne a mamma, un ne a papà, voglio pani, non mi piace a cucuzza. Vedendo a sua mamma e suo padre che chiamaro tutte cose casa a casa, ci domandò che stavano facendo. Iddi ci spiegarono e si dispiaceva assai perché c'erano i suoi compagnetti di giocate che aveva all'assare, Ruben, Gioacchino, Giosuè. Una volta a casa, a Nazareth, vinne a trovarle un certo Simeoni, che aveva bellezza di 112 anni, e pregavo Signore di campare insino a quello che so avessero avuto la grazia di vedere a salvezza del mondo. O caruso, appena vitti, si mise a chiancere. Mamma, scanto. Perché ti scante, figliuzzo? Brutto. Allora Simeone cominciò a cantare e il picciriddo restò ammagarato. Il vecchiareddo fece assettare sopra i suoi ammi, lo baciò e accarezzandolo duci, lo fece impugliare sopra da sua spalla. E l'arrivò, ora veni lo patrito e ti porta la siminsina, la rosa marina e lo basilico, e ti porta la siminsina, la rosa marina e lo basilico. Oh figlia mia, lo santo passao e di la bella me ne spiao, e io ci dissi la bella dormia, e dormi figlia di l'arma mia, e io ci dissi la bella dormia, dormi figlia dell'arma mia.
Maria puso un tanaco picciriddu addormisciuto che aveva appena principiato a ronfare. Appresso Simeoni alzò l'occhio cielo e disse: «Ora che l'arma me è sazia, posso morire in pace». Per Maria non foro parole resolenti. «Donna, non credere che sto picciriddu viene per fare tutti contenti. Ci saranno giorni scuri e uno di questi, una spada, t'ava a perciare o cuore». E proprio in tanto mentre cantò a Zevittola. Maria tagliava vestiti. A cometa che l'aveva accompagnati s'allontanava sempre più. S'arricordò allora di una visione di tempo arreri, con una donna che partoria e un drago che volia sbranare o picciriddu, e che con corpo di cuda gettò in terra un terzo di stille du cielo. No, non era ancora tempo di pensare a chi che viuna a passare. A sera era una maraviglia. Peppino stava arrostando un crasto e da caca che menuto s'avessero assettati a tavola, mangiato assieme, bevuto un bicchiere di vino, contenti di due picciriddu che ronfavano tanaca, con destino segnato di una stidda speciale.